Avvocato Teso, grazie anche per questa settimana per essersi trovato con la nostra rete per parlare dei riflessi, delle ripercussioni che questa crisi sta avendo sul mondo del commercio. Oggi parliamo in particolare delle ricadute che la crisi ha avuto sui canoni di locazione. Cosa sta succedendo, Avvocato Teso? Sì, noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere segnalazioni di un possibile contenzioso piuttosto intenso, piuttosto aspro, che potrebbe instaurarsi da qui a breve nei rapporti contrattuali di locazione tra proprietario e conduttore a seguito dell'emergenza economica causata dall'allarme sanitario. Sappiamo che il primo obbligo del conduttore è il pagamento del canone. Sappiamo che abbiamo una normativa piuttosto rigida, perché ancora la vecchia legge sull'equo canone del 78 che disciplina la materia per le locazioni commerciali e che non tollera morosità, quindi c'è il rischio che anche con morosità contenute ci possa essere lo sfratto. In questi 3 mesi quasi di chiusura dell'attività, molti conduttori hanno invocato o l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta per chiedere di sospendere il pagamento del canone o di versarlo in maniera ridotta. Abbiamo avuto O che notizie. sia riadeguato alla situazione di Sì, crisi? per rinegoziarlo in sostanza la Certo. situazione di crisi. Terminati però questi 3 mesi e con lunedì la riapertura delle attività, adesso sono venuti un po' al pettine diversi nodi, cioè come proseguire anche per il futuro. Quindi abbiamo questi 3 mesi di canoni spesso sospesi, non pagati o pagati in maniera ridotta e un grosso dubbio per almeno il prossimo anno, parliamo soprattutto delle nostre spiagge, Jesolo, Caorle e Bibbione, una prospettiva di ripresa può essere vista solamente verso la primavera inoltrata del 2021. Quindi da qui al 2021 come ci possiamo regolare con i canoni di locazione? Anche perché, avvocato, gli affittuari poi devono fare anche i conti con il turismo in forma ridotta, quindi anche con una previsione di introito ridotta rispetto agli anni precedenti. Sì, c'è sicuramente un flusso di cassa che si contrae in maniera drammatica e per questo si parla di eccessiva onerosità sopravvenuta, perché quel reddito che quell'attività mi garantiva fino all'anno scorso oggi è enormemente sceso rispetto a prima, quindi il canone e le spese cui io ero in grado di far fronte fino a pochi mesi fa oggi diventano effettivamente eccessivamente onerose. La legge mi consente in questo caso di andare in qualche maniera a discutere con la mia controparte, in questo caso il proprietario, per ridurre a equità, ricondurre a equità il contratto e quindi stabilire un canone più contenuto, magari a crescere, e questo è il consiglio che diamo noi in associazione, da qui all'estate prossima, quindi stabilire un canone nuovo, contenuto, sempre per iscritto e con atto che va registrato, per superare l'estate, affrontare l'invernata che arriva e tornare gradualmente per il 2021, speriamo e ci auguriamo tutti, alla normalità e quindi agli incassi e alle possibilità di spesa che c'erano fino all'anno scorso. Quindi qui l'affittuario deve un po' anche affidarsi al buon cuore, insomma, di chi gli Sì, sì, affitta i locali. però l'interesse è reciproco. Proprio in questo periodo abbiamo visto quanto importante sia negoziare e mediare. Noi italiani non siamo molto abituati a questo. Ecco, la negoziazione è diretta o c'è un intermediario che aiuta? È possibile percorrere entrambe le strade, è possibile ricorrere alla mediazione, alla negoziazione, all'aiuto di un professionista, all'avvocato, il commercialista, all'associazione di categoria, noi ne stiamo già facendo come Confcommercio. L'importante è far comprendere a entrambe le parti che da evitare assolutamente, cercare di evitare è il contenzioso giudiziario, che aggraverebbe con costi e tempi una situazione già di per sé drammatica e difficile. È indispensabile sedersi a tavolino e verificare le reciproche esigenze, l'incasso del canone da parte del proprietario che magari ha un mutuo da pagare e contemperare l'uscita di cassa che ha il conduttore con le sue ridotte entrate finanziarie, perché il lavoro, come abbiamo detto, è sicuramente diminuito. È necessario trovare un punto di incontro, un punto di equilibrio che consenta, con un reciproco riduzione di interessi, con un reciproco contemperamento, arrivare nei 12 mesi o 18 alla normalità. Qui abbiamo un aiuto non enorme, ma insomma un contributo da parte dello Stato. È quello che oggi volevamo un po' chiarire, ne sentiamo parlare un po' da un paio di giorni sui giornali, e è questo credito d'imposta del 60% che il decreto rilancio ha portato a 3 mesi, mentre il vecchio decreto Cura Italia lo stabiliva solo per il mese di marzo. Quindi adesso con il decreto nuovo per marzo, aprile e maggio 2020 abbiamo un credito d'imposta pari al 60%
60% del canone che lo Stato riconosce al conduttore sui canoni pagati. Questo cosa significa in termini spicci? Questo significa che se io ho 1000 euro di canone di locazione da pagare, lo Stato mi riconosce 600 euro di credito fiscale che posso portare o in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi o già in compensazione col prossimo modello F24 che pagherò per altre imposte e tributi. Quindi diciamo che il 60% dell'affitto mi viene pagato dallo Stato, in sostanza, che diventa 30% in caso di affitto d'azienda. Ci sono alcuni requisiti, l'impresa o il professionista non deve avere ricavi corrispettivi superiori a 5 milioni di euro, quindi è fatto per le piccole e medie imprese, limite che non vale però per le aziende alberghiere, che sono quelle che hanno avuto probabilmente la conseguenza più grave, per cui non è previsto il limite dei 5 milioni. Per tutti gli altri 5 milioni all'anno di ricavi. La possibilità di ricorrere al 60% di credito d'imposta può essere anche monetizzata, cioè può essere ceduta a una banca che può riconoscere il relativo importo o può essere ceduto anche al locatore che può avere un interesse da parte sua a dire va bene, fai a meno di pagarmi il 60% del canone, me lo cedi e questo risparmio fiscale lo userò io, locatore, per risparmiare sulle prossime tasse. Anche questo serve per raggiungere una negoziazione, cioè su 12 mesi da qui a primavera prossima ne ho 3 in cui lo Stato mi dà una mano, una grossa mano. Noi cosa diciamo in associazione? Ragionate un attimo, il 60% di questi 3 mesi lo recuperate in questa maniera qui, vediamo per giugno, luglio, agosto, settembre come potrà andare la stagione, quindi stabiliamo un canone che sia equo per entrambe le parti e prevediamo per i centri storici, San Donà Portoguaro per esempio, che lavoreranno di più in autunno, lo stesso un sistema di adeguamento del canone a crescere, sempre come abbiamo detto più volte, nell'auspicata speranza di arrivare all'anno prossimo a riequilibrare la situazione economica. Sembrano comunque situazioni molto tecniche, quindi nel concreto invece i commercianti sanno a cosa stanno andando incontro e le possibilità che hanno con queste opzioni. Noi stiamo cercando di divulgarle e di dire guardate che insomma, non siete soli, la situazione è drammatica, io ho vissuto anche in associazione delle situazioni molto tristi dal punto di vista morale e psicologico, i nostri imprenditori non erano abituati a non avere il controllo della situazione, quindi a dover affrontare dei veri e propri drammi, l'azienda chiusa, i dipendenti a casa, perché per noi i dipendenti fanno parte della famiglia e quindi pensare a decine di famiglie che quest'estate non avranno l'entrata del lavoro stagionale, che diventano migliaia di famiglie se pensiamo a tutto il litorale, è effettivamente una cosa che ha colpito profondamente e che lascerà per tanti anni il segno nella nostra classe imprenditoriale. Poter ragionare con un po' di tranquillità, da un lato con le banche grazie ai prestiti agevolati, la sospensione dei mutui, dei finanziamenti, dall'altro mettere un po' in sicurezza i canoni di locazione, significa dare agli imprenditori e anche ai professionisti che soffriranno probabilmente nel periodo più lungo, perché il riflesso arriva un po' in ritardo ai professionisti rispetto all'imprenditore, però soffriranno di un dramma economico pesante, di mettere un po' in sicurezza i conti e di dire va bene, almeno ho per i prossimi 12 mesi un po' di certezza di dove sto andando, si riducono le entrate, cerco di controllare le uscite e affronterò con un po' di spirito positivo questi 12 mesi che dovrebbero portarci fuori dalla situazione di crisi. Grazie Avvocato Teso per la chiarezza anche su questo argomento. Grazie a voi.